Vi ha spiazzato la decisione sul Prošek, sul Prosecco o in qualche modo l'aspettavate? Ma no, è una vergogna, ma è una vergogna assoluta sta roba qui. Ma è una vergogna che io mi chiedo come mai non siano andati lì a far casino, ma non casino, sto parlando burocratico, giuridico. Cioè, io penso che il ministro deve prendere, mettersi la tenda e piazzarsi in Europa, perché se rinunciamo al nome della denominazione più grande al mondo, è come se dicessimo ai francesi da domani champagne lo possono usare. Allora, possiamo dire, da noi in Veneto c'è la famosa Champagna, no? I contadini avevano tutti la Champagna. Ecco, allora andiamo a fare la richiesta di avere il nome Champagna anche noi, dai, ma è una vergogna. È una vergogna. Fra l'altro stiamo parlando della più grande denominazione al mondo, stiamo parlando di un prodotto che è fortemente identitario, al punto tale che l'Europa ci ha dato la tutela del nome 2009 fatta da sottoscritto dal Ministro. Ed è una vergogna tale per cui oltre a questo l'UNESCO Parigi in Azerbaijan a luglio 2019 ci dice il vostro sito UNESCO si chiamerà Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Quindi adesso avremo le colline del Prosecco. A questo punto invito a chiamarle, trovarsi un sito da qualche parte, faranno la collina del Prosecco e così è finita. Ma io mi domando, allora noi siamo disposti a finanziare una causa da fargli venire mal di testa tutti i giorni a sti qua, però io dico che non si può accettare supinamente roba del genere e il governo se c'è batte un colpo su questo. Perché è come rinunciare a un grande brand, che so, la Ferrari piuttosto che a un brand della moda, cioè per noi è un brand, non c'è posto al mondo dove non sia conosciuto il Prosecco. Dobbiamo far casino col Prosecco, dai.